funziona. Mi sa che non funziona. Dobbiamo trovare un'altra opzione. Ma io vorrei capire che cosa ci facciamo dentro questo museo qua. Cosa ci ha portato qui dentro. Diamo un'occhiata allora. Oh! Dovevano scrivere freccia a sinistra morte invece di exposition. Ok. Cosa c'è qui dentro? Ah, ecco, antidolorifici. Te lo puoi mangiare, Max, con calma. Ingurgita piano. Probabilmente qua sopra ci sarà qualcuno, ragazzi. Vediamo un po'. Si sa, vediamo. Eccolo lì. Me lo immaginavo, tanto ormai in queste scale dove la visuale è negata c'è sempre qualcuno. Qua ha piovuto o qualche elefantino gli ha fatto un bel bisognino? Non intendo passare qua su, ragazzi. Vediamo da questo lato, ci deve essere qualcuno. Paramilitari a sinistra. Ricarica, Max! Ottimo, 2 nemici alla nostra sinistra. 13 proiettili in canna basteranno per riempire il loro cervello di piombo. Eccolo qua. Un'altra metà di proiettili. Esci la testa, amico mio, dai. Ti faccio un bel taglio di capelli gratis. Eccolo lì. Bello questo caro biondone. Ok, morto. Va bene, prendiamo la nostra le nostre 2 pistolone. Ok, che bella gita culturale che stiamo facendo, ragazzi. Un pavone. No, non è un pavone questo. Non mi ricordo come si chiama. Vediamo qui dentro cosa ritroviamo. Chi sono questi qua, ragazzi? Guardate che figo. Esaminiamo. Critico d'arte. E ho capito, Max, che dobbiamo ammazzarli. Però dai, un po'. Facci un po' il critico d'arte. Che cos'è questa nuova scultura che abbiamo davanti? Vabbè, ce ne parlerai appena moriranno tutti. Ok, Max? Ci deve essere qualcuno ancora qui. Merdoso, merdoso. Col cappellino ci ha ammazzato. Mi ha fatto confondere il cappellino, ragazzi, non pensate altro. Prendiamoci questo bel fucile a pompa e questi spazi ravvicinati può esserci utile. Ok, andiamo avanti. Oh mio Dio, questi spazi preannunciano uno scontro. I ventilatori accesi. Ovviamente si vede che è estate. Sangue, sangue a terra. Modalità LA Noir o se volete Magnum PI, ragazzi. Vediamo un po'. Sangue a terra, qua probabilmente hanno sparato un bel proiettile, ci è rimasto secco qualcuno, poi l'avranno trascinato verso questa stanza. Ah no, ragazzi, potete fare il detective. Che è? Che è successo? Jesus Christ. Diamo un'occhiata, apri, Max. Oddio. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Eccoci di nuovo qui, ragazzi. I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash. Dobbiamo consegnare il denaro. I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two not Certo, so much. amico mio. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit.
Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know. And Passos? Pasos, infatti. Passos is a bum ex-cop. Failed in America, failed in São Paulo. Certo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but But nothing. Probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. what about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Il grande Max. Killing lots La of fama si è people. sparsa. Il suo nome ormai è conosciuto. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Cerchiamo di scoprire il passato di Pasos, ragazzi. Vediamo Let's take cosa a dice il ride, nostro Max. amico. A quanto pare ha tentato di chiarirci le idee un po'. Vediamo. Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. What? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives, They did, I saw it. but no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, Crash preto. right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The UFE. Right. Parlano dell'incursione nella favela. You see that Che building? cos'è? Imperial Palace Hotel. Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard. E ovviamente But noi it isn't dovremmo a police entrare. station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint? Get a warrant. I'm only a cop, Max. Serve qualcosa di più? So you keep saying. Proprio quello che dovevamo fare, andare noi. Time to find out Gettarci what's going nella on fossa here. delle Marianne. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Vediamo quello che riusciamo a trovare qui dentro, dai. Bene, meno male che c'è una bella finestrella. Facciamoci un bel giretto qui dentro. Allora, vediamo. Capitolo 12, il grande salvatore americano dei poveri. São Paulo, Hotel Palacio Imperial. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Che cos'è? Ma che cosa fa? Ah, pensavo che volesse bere, invece un bel silenziatore rustico, rudimentale. Ottima idea, I guess Max. none of what was about to happen was gonna be. Vediamo di indagare questo bel posto, ragazzi. Proprio quello che fa per noi era un bel silenziatore It was fatto the a question mano. I kept on asking myself. How could I have been so blind? E Max, I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got non but preoccuparti, me. dai. Vediamo di rimediare il tutto intanto. Diamo un'occhiata in questo seminterrato, che cosa ritroviamo. Allora, a quanto pare hanno detto che qua dentro tutti entrano e nessuno esce. Intanto questa era una vecchia lavanderia. Guardate che figo il nostro silenziatore fatto a mano. Allora, vediamo un po'. Ma chissà cosa è successo qua dentro. Cos'è stato che ha messo tutto ciò sotto sopra. Vediamo. Vediamo, chissà. Diamo un'occhiatina qui dentro. Allora, diamo un occhio. Cos'è, un vecchio? Bene. You can't unsee something, but Allora. you can dull the effect. Io ragazzi direi in attimo iniziamo a partire dal fondo. Diamo un'occhiatina intanto a queste scatole. Vediamo se troviamo qualcosa di Was importante. there anything they L'UFE. didn't have a C'era grubby qualcosa? hand in? A few days earlier I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. Ok, abbiamo già trovato una prima cassa. Abbiamo esaminato la cassa di munizioni appartenente alla UFE. Probabilmente apparterranno a questi ragazzoni. Qua c'è un bel catenaccio. Possiamo metterlo fuori uso? Una catena? Niente, non abbiamo una lama apposta per tagliarla, quindi è meglio affrontare quest'altra porta davanti a noi. È chiusa? Eccolo là lo stronzetto. Due stronzetti. The Imperial Palace Hotel was a hai ragione, five-star Max. bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Vediamo un po', ragazzi, dare un'occhiata a questa situazione. Vediamo di mettere un po' di luce sopra Maybe questo the problema. service would be better upstairs. Io direi, Max, vediamo cosa c'è qui intorno. Forse è sempre la solita solfa. Diamo un'occhiata. Non è che è cambiata molto la situazione. Guardate un po', pareti ormai distrutte, il solaio non c'è più, quasi sono fregati anche le lampadine. Proprio un vero posto d'orrore.
Eccoli là. Stanno cenando. E adesso glielo facciamo risalire su, ragazzi, tranquilli. Guardate il fucilone che c'è lassù. Stanno venendo. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Vieni qua, vuoi sapere, vuoi sapere. Vuoi sapere il cacchio. Speriamo che non hanno sentito niente. Oddio! Le luci, le luci! Siamo armati. Non siamo armati fino ai denti, ragazzi. Abbiamo solo un piccolo tovagliolo messo sulla nostra pistolina per non far rimbombare il rumore. Non dobbiamo sprecare molti colpi. Avanti Max, nasconditi qui dietro. Ecco qua il fucilone numero 1. Fucilone ideale per mettere fine a tutta questa faccenda. Abbiamo addirittura anche la torcia. Qua c'era un altro fucile che avevo visto, un lanciagranate mi sembra, vero? Finiamo i colpi della nostra pistolina e poi ci dirigiamo col lanciagranate. Allora, vediamo. C'era un pezzettino di merda qui che vagava. Eccolo qua. Vediamo un po'. Maledetto. Io direi, ragazzi, di utilizzare il nostro lanciagranate. Dai, facciamogli fare un bel viaggio nell'oltretomba. Amico mio se ne sta scappando, eccolo lì. Oddio. Non ci credo, Max. Che mira il nostro Max, Pezzettino di merda. Armato fino ai denti, ragazzi. Questi qua sono dei veri e propri stronzetti. Giubbetta antiproiettili. Noi con la sola canottiera da, come possiamo dire, da marinai. Guardate qua. Ok, possiamo prendere direttamente il nostro lanciagranate. Volevo prendere la pistolona. Eccola qui. Vediamo se il nostro Max si decide. Sempre indeciso quasi in tutto. Bello, ormai tanto ci hanno scoperto. Il nostro silenziatore non può essere più utilizzato. Facciamoci un altro bel giretto. Ok. Cos'era questo? Una vasca? Non mi farei un bagno qui dentro, neanche se fosse l'ultima cosa. Ovviamente questo è inutilizzabile. Il nostro Max tutta la campagna se l'è fatta con la vescica piena. E io direi di tenercela ancora per molto. Ci ha visto. Ci ha visto, sta scappando via. Avanti. Eccoli là gli stronzetti. Mamma mia, dobbiamo... ma probabilmente c'è qualcun altro. Avete visto? Non è che mirano contro di noi. Stanno mirando contro Eccolo. Contro qualcos'altro. Qualcos'altro il piffero. La madonna, chi è questo? Come si chiamava quello lì? Ben Grimm, la cosa, mamma mia. Un'armatura micidiale a questo qua. Vediamo se possiamo farlo stare zitto a questo stronzo qua. Ehi, uscite, stronzetti. 4 colpi in canna, il nostro tamburo è abbastanza caldo, ragazzi. Vediamo se riusciamo a squagliare questi ultimi stronzetti. Mamma mia della mira che abbiamo, Esci la testa. Tira al bersaglio, non abbiamo una vera e propria precisione. Niente, dobbiamo lanciarci con il lanciagranate. Avanti, amico mio. Ok, vediamo quello che succede. All in. Beviamoci un altro po' di pillolina, una bella aspirina. Madonna mia, Max è passato alle armi pesanti. Ancora. L'abbiamo preso. Madonna mia, l'abbiamo preso in testa. Ancora vivo, amico mio. Scappa. Via, Max. Ok. Sembra Will Smith quello stronzone là, Li ha ammazzati. A posto, ce ne sono altri. Ma come fa a campare ancora questo stronzo? Ok. Bella, bella il nostro grande Max. Sa usare tutte le armi alla fine come un vero e proprio John Rambo. Sa usare di tutto e di più. Allora ragazzi, spero che merdoso. Ok, gli abbiamo messo una bella soppostina nel sedere. L'abbiamo mandato a quel paese. Ancora un altro stronzetto. Qui guardate i nostri gran proiettiloni. Fiume di proiettili. 10.000 proiettili sparati dal momento in cui abbiamo iniziato la nostra fantastica campagna, ragazzi. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Ci ribecchiamo al prossimo gameplay Max Payne 3, ragazzi. E magari lasciate un bel commento per farmi sapere la vostra opinione sul video, come al solito. O magari un voto se volete indicare quindi il vostro pensiero tramite un commento o positivo o negativo. Ciao a tutti, ragazzi.